temporale nel pomeriggio ha investito alcune zone della Marca. A Ponte di Piave pompieri al lavoro per pali Telecom caduti. A Negrisio una bomba d'acqua ha provocato l'allagamento di 2 sottopassi. Altri disagi a Silea e Ormelle. Al setaccio PC e telefonini del 46enne trevigiano accusato di aver violentato la figlioletta e venduto i video ai pedofili. Un'esperta dell'Accademia Italiana delle Scienze di Polizia Investigativa ci spiega i segnali per comprendere gli abusi. Morta a 12 anni per shock anafilattico, i familiari di Maria Vittoria Salvadori creano una onlus e lanciano un appello: serve una legge per gli allergici. Stangata per una giovane automobilista pizzicata dalla polizia locale di Treviso con il cellulare in mano e il cane sulle gambe mentre guidava. 40 sanzioni negli ultimi giorni. Divide i trevigiani la decisione di un'associazione che nell'ambito di una rievocazione storica dei vecchi mestieri ha deciso di includere anche la prostituzione. Oggi i 90 anni di Dino De Poli, ex storico presidente di Fondazione Cassamarca, a fargli virtualmente gli auguri, tra gli altri il coetaneo Giancarlo Gentilini. Un compleanno da Guinness dei primati a Bassano per i 110 anni del trevigiano Giovanni Quarisa, il più longevo uomo d'Italia ed Europa e dell'Arma dei Carabinieri. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei telegiornali di Antenna 3. In primo piano, lo avete sentito dai titoli, il forte temporale che nel pomeriggio si è abbattuto in alcune zone della Marca trevigiana. Pioggia violenta, forti raffiche di vento e grandine hanno investito soprattutto la fascia che va da Ormelle a Preganziolo. Sottopassi allagati a Negrisi e a Ponte di Piave e sulla Treviso Mare a Silea. Palo della Telecom abbattuto dal forte vento ad Ormelle, mentre un vero e proprio turbine di vento e pioggia ha abbattuto diversi alberi sulla strada tra Roncade e Preganziol. Oltre una decina gli interventi dei vigili del fuoco impegnati in questo momento. E ora torniamo alla vicenda del padre accusato di aver abusato della figlioletta e di aver poi venduto ai pedofili i video delle violenze. Al setaccio i PC e i telefonini dell'uomo. Computer, telefonini e altre apparecchiature elettroniche sarebbero già nelle mani degli investigatori che stanno indagando sul caso del papà trevigiano 46enne arrestato con l'accusa di aver abusato nella loro casa della figlia da quando la piccola aveva 2 anni e mezzo fino ai 4. Secondo gli inquirenti poi l'uomo avrebbe ripreso le violenze vendendole sul deep web, il mercato nero della pedopornografia internazionale. La piccola intanto si trova in una struttura protetta dove, spiegano gli esperti, dovrà iniziare al più presto un percorso di recupero per lenire le ferite causate dall'incubo vissuto, incubo che nella nostra regione sembrano dover affrontare molti minori. Nei primi 6 mesi del 2019 sono stati infatti 500 i bambini e i ragazzi vittime di abusi presi in cura dalle equip specializzate nelle ULSS. Diventa dunque importante cogliere sin da subito quelli che potrebbero essere i possibili segnali di una violenza fisico-psicologica. Difficoltà nel sonno, risvegli, incubi, piuttosto che difficoltà nell'enuresi o nell'encopresi, quindi bambini che avevano già acquisito il controllo sfinterico e che tornano nuovamente per esempio a fare pipì. Ci sono anche fenomeni di irritabilità, di nervosismo, di rabbia quasi ingiustificata. In altri casi in realtà non si rilevano questi sintomi. La dottoressa Terni, psicologa, fa parte dell'equipe di professionisti dell'Accademia Italiana delle Scienze di Polizia Investigativa che promuove la prevenzione, la formazione e l'informazione su diverse tematiche, tra cui la violenza di genere e il cyberbullismo. L'AISPIS organizza incontri per gli addetti ai lavori e le famiglie e sono proprio i genitori coloro che vanno sensibilizzati sui pericoli della rete. Lo sforzo di ogni genitore, così come anche delle istituzioni, piuttosto che anche degli stessi social, è arrivare ad una sorta di proibizione, come dire, della pubblicazione delle foto dei propri figli in internet. È facile poter utilizzare, rubare la foto di un profilo di un bambino. Spesso a volte i bambini anche di età un po' maggiore vengono in qualche modo rintracciati e quindi adescati in rete.
E adesso la vicenda della ragazzina trevigiana di 12 anni, allergica alle proteine del latte, deceduta lo scorso 9 agosto per uno shock anafilattico. I suoi genitori hanno deciso di dar vita ad una onlus che porta il suo nome perché dicono quello che è successo a Maria Vittoria non deve più accadere. Noi in questi giorni stiamo predisponendo una lettera da inviare al nostro governatore Luca Zaia, all'assessore alla sanità e anche al presidente della quinta commissione del Veneto, chiedendo il loro aiuto per fare in modo che venga fatta una legge a tutela dei soggetti allergici. Abbiamo bisogno di una legge che colmi l'attuale vuoto normativo. A chiederlo Lina Corocher, mamma di Maria Vittoria Salvadori, la ragazzina di 12 anni allergica alle proteine del latte, deceduta qualche settimana fa per un violento shock anafilattico mentre si trovava in pizzeria con gli amici. La mamma e il papà, dopo aver vissuto la tragedia più grande che un genitore possa conoscere, hanno deciso di dar vita alla onlus Maria Vittoria Cuore Ribelle, che punta proprio a mettere in contatto le persone con allergie alimentari perché quanto accaduto alla loro bambina non succeda più. E il primo obiettivo è proprio quello di avviare una discussione seria sulle allergie sul piano politico, partendo da una legge chiesta non solo dalle famiglie ma anche dagli operatori del food, dai ristoratori a chi si occupa delle mense scolastiche. Potremmo avere, potremmo avere un marchio che le aziende produttrici mettono nelle loro confezioni. Una legge permetterebbe anche la creazione di servizi mirati per gestire al meglio le emergenze correlate alle allergie e una corretta informazione. In tal senso guarda la neonata onlus, ovvero veicolare nel modo corretto la ricerca di notizie. Se uno va in internet e deve cercare determinate informazioni, ci rendiamo conto che ne arrivano talmente tante ma sono frastagliate, e questo può andare a portare nella maggior parte dei casi più confusione che se non aiuto. Le persone affette da allergie meritano particolari attenzioni ma non vanno discriminate, sottolinea la signora Lina, come Maria Vittoria, che nonostante sin dalla nascita abbia convissuto con questo problema non ha mai voluto essere trattata in modo diverso dai suoi coetanei. La onlus, che porta il suo nome, vuole mantenere sempre acceso questo sorriso. Era solare e sorridente sempre, curiosa nei confronti della vita. La signora Lina ci lascia poi con un semplice quanto toccante consiglio rivolto a tutti i genitori. Di abbracciare tutti i giorni i vostri figli, sì. Grave incidente ieri sera, poco dopo le 22 a Trevignano, lungo la statale Feltrina, a scontrarsi per cause ancora in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine 2 auto. Una persona è rimasta gravemente ferita e trasportata dal SUEM all'ospedale di Montebelluna, dove è stato sottoposto ad accertamenti anche un bambino di 3 anni rimasto coinvolto nel sinistro. Sul posto anche i vigili del fuoco di Montebelluna. Nulla osta arrivato oggi dall'autorità giudiziaria di Vicenza per la data dei funerali dell'anziano originario di Dolo investito ad Asiago domenica scorsa. Saranno celebrati lunedì 26 agosto alle 16:30 nel Duomo di San Nicolò Vescovo di Motta di Livenza, il paese dove risiedeva, i funerali di Gian Giacomo Guglielmi, il 96enne investito da un'auto in centro ad Asiago domenica scorsa. Il PM della Procura di Vicenza ha aperto un procedimento penale per omicidio stradale, iscrivendo come atto dovuto nel registro degli indagati l'automobilista che l'ha travolto l'anziano, un 72enne marosticense, e ha disposto l'autopsia effettuata 2 giorni fa all'ospedale di Bassano, che farà ulteriore chiarezza sulle cause del decesso e la dinamica dei fatti. Bisognerà infatti capire se sia stata dovuta esclusivamente al violento trauma cranico conseguente all'impatto o se la morte sia stata concausata da altri fattori. L'anziano, a quanto riferito da alcuni testimoni mentre stava camminando sul marciapiedi, avrebbe improvvisamente perso l'equilibrio, scivolando a terra prima di essere falciato sulla strada. Oggi sabato l'autorità giudiziaria ha dato il nulla osta, si è potuta così fissare la data delle esequie. Originario di Dolo, nel veneziano, Guglielmi è stato molto conosciuto anche per la sua gestione di alcune sale cinematografiche, in particolare il vecchio Casablanca a Motta di Livenza, ma soprattutto la sala cinematografica del SEA all'Accademia in centro storico a Venezia, dove ha anche abitato a lungo prima del trasferimento a Motta di Livenza.
Guidava con il cellulare in mano e un cagnolino sulle gambe. Ieri mattina una donna di 30 anni residente a Carbonera è stata fermata in viale Felicent a Treviso da una pattuglia di agenti in borghese della Polizia Locale di Treviso impegnati nei controlli per sanzionare gli automobilisti che utilizzano lo smartphone alla guida. Gli agenti in scooter si sono accostati al veicolo della donna che procedeva tenendo una mano sul volante e l'altra sul cellulare. Poi però è spuntato anche un cagnolino di media taglia adagiato sulle gambe. Per la trentenne trevigiana sono stati emessi 2 verbali, il primo per guida con cellulare e il secondo per aver tenuto un animale domestico senza osservare le prescrizioni di sicurezza, per un totale di 250 euro e 6 punti sulla patente. Dopo un mese di servizi in borghese per contrastare appunto l'uso del cellulare alla guida è possibile anche tracciare un primo bilancio dei servizi. In 8 uscite sono stati elevati oltre 40 verbali. Norovirus, sale a 15 il numero delle persone positive al virus e colpite da gastroenterite virale dopo aver mangiato insalata di alghe in ristoranti di sushi nella Marca trevigiana. Abbiamo queste 3 nuove positività per norovirus collegate al focolaio epidemico dell'ex ULSS 7, ma definibili come focolaio familiare. Salgono così a 15 le persone colpite da gastroenterite virale risultate positive al norovirus. La diagnosi è giunta ieri dalla microbiologia del Cafoncello nell'ambito degli accertamenti eseguiti per i 2 focolai tossinfettivi, uno più contenuto nell'ex ULSS 8 con approfondimenti diagnostici su 2 persone appartenenti ad un gruppo di 6 che avevano consumato sushi a domicilio e l'altro più consistente nell'ex ULSS 7 con 14 casi sintomatici. Per 10 di questi era stata eseguita la coprocultura risultata positiva al norovirus. Uno di questi 4 soggetti che non avevano eseguito la coprocultura perché era partito per la vacanza, un ragazzo, ha fatto la coprocultura nei giorni successivi, in questi giorni, è risultato positivo in quanto aveva una sintomatologia, come già abbiamo detto. Oltre a questo lui ha infettato i suoi 2 genitori. Norovirus poi riscontrato in un cibo consumato dai pazienti. Risultato poi positivo, a conferma del sospetto che già avevamo, nella insalata di alghe che avevano consumato presso un sushi del nostro territorio. Nel frattempo è stata diramata un'allerta internazionale relativa alla possibile presenza del norovirus in una partita di confezioni di insalata di alghe, e mentre proseguono da parte dell'ULSS 2 i controlli nei ristoranti che propongono sushi, della vicenda, come da protocollo, sono stati informati la Regione e l'Istituto Superiore di Sanità. L'Istituto Superiore di Sanità ha manifestato particolare interesse perché, ripeto, si sta parlando di un virus scoperto nei primi anni 70, quindi con questi elementi anche concreti di sviluppo di piccole epidemie se ne sa di più sulla capacità infettiva di questo virus. Voltiamo pagina e parliamo di una iniziativa davvero singolare, quella di un'associazione trevigiana che nell'ambito della rievocazione storica dei vecchi mestieri ha deciso di includere anche quello da sempre definito il più antico del mondo. Vista così, all'esterno della sede dell'Associazione dei Mutilati e Invalidi di Guerra di Piazza Pio X, sembra una locandina come un'altra che annuncia la rievocazione dei vecchi mestieri. Ma è quando si arriva al dettaglio che non possono passare inosservati i nomi di alcune partecipanti. Spessi Ginger e Cocò L'Amour c'entrano davvero poco con le foto di falegnami, ciabattini, impagliatori di sedie e via discorrendo. E allora ti accorgi che tra gli antichi mestieri rievocati la prossima settimana dall'Associazione Doge c'è anche quello più antico del mondo ed esercitato nelle case dalla lucetta rossa sempre accesa e che la senatrice Merlin negli anni 50 del Novecento ha deciso di cancellare. Come vi siete inventati questa storia di riaprire le case chiuse anche solo per storia? La storia è importante a Treviso anche perché questa è una zona molto importante per le case chiuse, perché ce n'erano addirittura 5. Infatti siamo a ridosso di Caede Oro, per secoli zona che la città aveva stabilito per il sesso a pagamento. E per questo nella piazza Pio X, che sarà interdetta al parcheggio per tutto il prossimo fine settimana, l'area destinata a rievocare le case per il maschio piacere sarà proprio dove prima del bombardamento del 7 aprile esistevano veramente i postriboli. È una rappresentazione allegorica molto spigliata, diciamo divertente, bellissima, che viene fatta a modo di spettacolo, quindi una cosa molto, molto bella, molto caratteriale e anche con costumi molto belli. C'è chi dice che potrebbe essere un po' sconcia.
Ma no, questo non c'è mai, la scontezza deve essere sempre una cosa goliardica, bella e da far vedere com'era la zona in quel periodo. L'atmosfera sarà ricreata per tutte e due le giornate da artiste del burlesque, con tanto di spettacolo finale domenica sera, dove sarà garantito l'alto erotismo, ma soprattutto zero porno, evento che sta già facendo discutere la città. E quelli che dicono invece che è una sconcezza e che non dovrebbe essere, anzi dovrebbe essere dimenticata questa pagina, diciamo un po' denigratoria per le donne. Beh, di solito quelli che parlano così sono proprio quelli che ci andavano con queste donne qua. Una rievocazione che divide i trevigiani, sentite cosa ci hanno detto. Sabato prossimo, nell'ambito di una rievocazione storica, riaprono una casa chiusa. Cosa ne pensate? Ma da che parte? Giusto. Perché? Perché è una bella cosa per la città e per tutti. Fa rivedere che riaprono i casini. No. Tu che sei una ragazza, cosa ne pensi? È giusto. Per capire com'era? Sì, non tanto giusto. Perché? Perché Con tanto di burlesque. no, non mi piacciono queste cose, quindi no, secondo me non va bene. È meglio che ci dimentichiamo le case chiuse. No, forse è meglio che ci ricordiamo più che dimenticarle. Sbagliato. Beh, è una rievocazione storica, quindi per far vedere com'era. Forse, vabbè, ma non saprei dirle, guardi. Comunque per lei, insomma, non va. Per lei no. Giustissimo. Ma non è che sia un po' sconcia sta cosa? No, benissimo. È d'accordo? È d'accordissimo. Non è che sia un po' sconcia sta cosa, no? No, secondo me no. Perché vi non usate per i ragazzi stranieri? C'è un aggiornamento per quanto riguarda la notizia data in apertura sul maltempo che ha colpito nel pomeriggio la Marca trevigiana. Un albero è caduto sopra un'auto in via Rossi a Roncade, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, restate con noi, a tra poco. Rieccoci in diretta, oggi Dino De Poli, ex storico presidente di Fondazione Cassamarca, compie 90 anni, per lui anche degli auguri speciali. Abbiamo detto, lo facciamo. Sta tutta in questa frase il pensiero di Dino De Poli, presidente di Fondazione Cassamarca. Sicuramente l'incarico che lo consegna alla storia di Treviso e non solo come l'uomo che rivoluzionò la città. Nato a Treviso il 24 agosto del 1929, oggi De Poli ha tagliato il traguardo dei 90 anni. Una vita tra la professione di avvocato e l'impegno politico nella democrazia cristiana, culminato con l'elezione alla Camera dei Deputati nel 68. Nel 73 diviene presidente dell'Ente Nazionale Cellulosa e Carta, per poi uscirne pare a causa di forti dissidi con l'allora ministro dell'Industria e suo capo corrente Marcora. Nell'87 diventa presidente della Cassa di risparmio della Marca trevigiana, dove per anni aveva curato l'ufficio legale, e quando con la legge Amato le fondazioni vengono staccate dagli istituti bancari, De Poli passa alla guida di Fondazione Cassamarca e alla gestione dei relativi introiti, trasformati nella Casa dei Carraresi, nel nuovo San Leonardo, nel Teatro Comunale e soprattutto nella Piani. Poi arrivano gli anni della crisi e del profondo rosso della Fondazione e dai complimenti per gli investimenti e le mostre si passa alle critiche sulle spese fatte. Da dicembre scorso il passaggio di testimone con l'avvocato Garofalo e da allora non è stato più possibile raggiungerlo, nemmeno oggi per gli auguri. Tra i tanti che avrebbero voluto farglieli, il suo coetaneo, che per certi versi è già consegnato alla storia della città per gli stessi motivi. Io sono del 3 agosto e tu sei di oggi. Due leoni che hanno combattuto e vinto in tutte le battaglie per rendere più bella la città di Treviso e per amare tutti quanti i cittadini. Grazie Dino, tanti auguri! Anche da chi l'ha sempre criticato arrivano non solo gli auguri ma anche un ipotetico regalo. Io mi ricordo quando sono diventato delegato del Movimento Giovanile della Democrazia Cristiana 40 anni fa, fortemente avversato dalla sinistra. De Poli mi regalò 2 libri, l'unico tra gli esponenti della sinistra, e io ho sempre apprezzato questo modo che De Poli aveva di far politica. Lui regalava libri, non regalava altre cose. Regalerei un libro, ci dovrei pensare
quale libro, ma sono sicuro che Le Poli apprezzerebbe. E a proposito di regali, decisamente unico quello pensato dall'ex collega ai tempi della Cassa di risparmio della Marca Trevigiana. Io regalerei Piazza dei Signori e che Dino De Poli metta le mani sopra, come dire: caro Giancarlo, anch'io ho concordato con te e ho concorso per rendere sempre più bella la città di Treviso e per averla portata in tutto il mondo. Dai 90 anni di Dino De Poli ai 110 anni del trevigiano Giovanni Quarisa, il più longevo d'Italia e d'Europa, oltre ad essere il più anziano carabiniere. Un compleanno davvero da Guinness dei primati, del resto spegnere 110 candeline, beh, non è da tutti. Giovanni Quarisa è il più longevo uomo d'Italia e d'Europa e dell'Arma dei Carabinieri. Stamattina a rendergli omaggio nella sua abitazione di via Don Bosco a Bassano c'erano tutti, dal generale di divisione Giuseppe Lagala, comandante della Legione Carabinieri del Veneto, il comandante provinciale colonnello Alberto Santini, il comandante della compagnia di Bassano Adriano Castellari in partenza per Salerno, il comandante della stazione di Bassano Vito Sitran e i rappresentanti dell'Arma in congedo Romano Italo Bettiati e Rosario Tucci. Anche il governatore del Veneto Luca Zaia ha mandato i suoi saluti. Si è morto tutta la regione, e adesso cosa c'è qui dentro adesso? È contento? Sì, va. Ma secondo lei, se io voglio arrivare a 110 anni come Giovanni, come lei, come devo fare? Non so, non posso neanche dire come. Non so neanche io. Il signor Giovanni è stato 2 anni in prigionia in Germania, ma a detta delle figlie Vilma e Mirella si è sempre dimostrato un uomo mite, sereno e felice. 4 nipoti, 10 pronipoti, vogliosi di ritrovare quel diario segreto che Giovanni ha affidato a non si sa chi per fargli scrivere le sue memorie. Generale, guardando questi numeri lei ha sorriso, ha detto magari fossero i miei. No, certo. Beh, un bel insegnamento che anche il signor Giovanni ci dà, insomma, ha puntato Giovanni Quarisa. Mi fa piacere anche ricordare il grado e la sua appartenenza all'Arma anche a così distanza di tempo. È una bellissima testimonianza di amore verso l'istituzione e quello che l'istituzione rappresenta in Italia, cioè quindi il compito che l'istituzione ha da ormai oltre due secoli. Quindi generale, forse il segreto di questa longevità sta nell'indossare una vostra divisa? No, sta nel tenere una condotta di vita che è allineata ai valori dell'Arma, la dedizione, e quindi mantenere anche una condotta di vita educata nel senso sia nel fisico che sia nella mente. Lo andiamo a salutare stringendogli la mano, ma lui, uomo d'altri tempi, alla bella età di 110 anni, non dimentica la galanteria verso la giornalista che lo ha appena intervistato, stupisce tutti e li saluta così. Lasciamo per un attimo la provincia di Treviso e andiamo a vedere le notizie principali del Bellunese. Interventi di regimentazione idraulica, sistemazione delle criticità del post Vaia, manutenzione dei cimiteri, asfaltature. L'assessore alle opere pubbliche del comune di Belluno risponde agli attacchi dell'opposizione sulla scarsa attenzione al territorio. Le risorse sono poche, dice, ma ce la stiamo mettendo tutta. Noi stiamo lavorando da ormai 2 anni intensamente per quello che è la manutenzione del territorio. La manutenzione del territorio non si fa facendo vedere gli operai, ma facendo delle progettazioni, portando a casa dei progetti e soprattutto andando poi a ricercare delle risorse sia nel bilancio comunale sia quelle risorse che possono riperire presso la Regione o presso lo Stato. Ribatte così Biagio Giannone, assessore alle opere pubbliche del comune di Belluno, alle polemiche feroci dei cittadini e agli attacchi dell'opposizione scatenate dalla poca cura del territorio. Le promesse
fisse, dicono i detrattori, sono cadute una ad una e la reazione non si è fatta attendere. Martedì una squadra di operai ha fatto la sua comparsa al cimitero urbano di Prade, infestato dall'erba alta, e, spiega Giannone, sono in fase di attuazione alcuni progetti di reggimentazione idraulica attesi da tempo. Via Pietriboni a breve risolveremo un problema di reggimentazione idraulica, stiamo lavorando sulla progettazione di Vignole, anche lì un problema annoso, non deputato a Vaia, però un problema annoso che sto prendendo per mano e che vorrei risolvere perché i cittadini ci stanno chiedendo questo e hanno perfettamente ragione. Lavori in vista anche in via Garibaldi, che va sott'acqua ad ogni temporale, sulle frane a Borgo Pra, in via San Francesco e nella zona dell'aeroporto a ridosso del Piave. E poi c'è il problema delle asfaltature di strade e marciapiedi, un percorso a ostacoli che deve fare i conti con i fondi a disposizione. Risorse assegnate al mio assessorato sono poche, io quest'anno ho 250.000 euro sugli asfalti, partiremo spero a ottobre perché abbiamo avuto un problema burocratico con le asfaltature, apriremo 14 cantieri, saremo a Castion, Cavarzano, Borgo Piave. Musica, teatro, poesia, riflessioni e giochi. Al Parco Cittadino di Belluno il collettivo Studenti Indipendenti ha riunito le associazioni attive nel sociale per un'iniziativa di condivisione e integrazione di idee che ha richiamato un folto pubblico. Creare reti, metodi di comunicazione e di divulgazione di idee. È partita dagli studenti del collettivo di Belluno l'idea di condividere le energie per un evento unico nel suo genere, integrativo e interattivo. Questa iniziativa nasce come un progetto del nostro collettivo Studenti Indipendenti, quindi è un progetto studentesco ma cittadino, quindi è rivolto a tutti e mira proprio a creare una rete di integrazione tra tutte quelle che sono in realtà attive nel territorio a livello sociale. Il Parco Città di Bologna per tutto il giorno è stato il fulcro di poesia e integrazione che ha proposto musica, teatro, poesia appunto, riflessioni e giochi per tutti, grandi e piccini. L'esperimento è riuscito. Penso che sia una cosa molto appropriata, insomma, sia per grandi che per piccoli, la trovo molto interessante, insomma, molto piacevole, molto familiare. Mi sembra che sia una cosa che faccia bene al parco e alla città. Lo scopo di questo evento era un'integrazione in senso lato attraverso l'arte, la poesia in particolare, per coinvolgere più persone possibili di qualsiasi contesto sociale piuttosto che qualsiasi età e qualsiasi situazione. Tra le associazioni che hanno aderito alla giornata anche la rete bellunese di Non Una di Meno. Il nostro significato è portare avanti tutto quello che a livello internazionale è la difesa dei diritti di tutti, non solo delle donne ma di tutti, e a livello invece territoriale i diritti sui quali possiamo agire. Lunedì prossimo ricorre il 40° della storica visita di Papa Giovanni Paolo II sulla vetta della Marmolada. Alle 11 a Punta Rocca, nella grotta Cappella della Madonna delle Nevi, dove è conservata la statua che il Santo Padre consacrò nel 79, il vescovo di Belluno Feltre, Monsignor Renato Marangoni, celebrerà la Santa Messa accompagnata dal coro parrocchiale di Alleghe. Al termine della funzione religiosa sarà presentato un video che farà rivivere il 26 agosto di 40 anni fa con il ricordo di Lino Zani, guida e accompagnatore di Papa Wojtyla in montagna. Con questa notizia termina questa edizione dei nostri telegiornali. Ora previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi, buon fine settimana. Bardin Garden Store. Lo Zoo Garden di Treviso vi aspetta tutti i giorni, compresa la domenica, a Lancenigo di Villorba. Bentrovati al meteo. Weekend con tempo in prevalenza buono, tuttavia permarrà una certa instabilità sulle Alpi, ma vediamo insieme il dettaglio di domenica 25 agosto. Sul Veneto sarà soleggiato con cielo al massimo poco nuvoloso. Attenzione solamente a frequenti temporali che culmineranno nel pomeriggio lungo le zone di montagna e localmente fin verso le pianure. Vediamo anche le temperature, le minime saranno comprese tra 19 e 23 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 29 e i 32 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo una giornata soleggiata ovunque, ma non si escludono dei piovaschi sui settori montuosi durante le ore pomeridiane. Sempre bel tempo invece altrove.
Temperature minime tra 21 e 24 gradi, massime comprese tra i 30 e i 32 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato ovunque al mattino, poi tenderà a peggiorare con qualche acquazzone a carattere sparso, come vediamo. Temperature minime sui 19 gradi, valori massimi compresi invece tra 31 e 32 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, io vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci! Bardin Garden Store. Lo Zoo Garden di Treviso vi aspetta tutti i giorni, compresa la domenica, a Lancenigo di Villorba.